Zafferano Experience ad Alessandria della Rocca, l'iniziativa promossa dall'Associazione Sole sui Sicani in collaborazione con l'azienda agricola Noro. Sentiamo le interviste a Lorena Cardinale, presidente dell'Associazione Sole sui Sicani, a Elena Cannate, imprenditrice, e al sindaco di Alessandria, Giovanna Bubello, che afferma: puntiamo essenzialmente sul turismo esperienziale. Ci troviamo ad Alessandria della Rocca presso l'azienda di Elena Cannata che produce zafferano nel territorio dei Monti Sicani. Questa è un'iniziativa molto particolare, mai fatta prima d'ora. Andremo nei campi dove raccoglieremo i fiori e poi faremo un laboratorio per l'estrazione dei pistilli all'interno del laboratorio dell'azienda stessa. Tantissimi gli eventi che porteremo comunque avanti nel tempo, aggiungendo sempre altre aziende che vorranno collaborare con noi per riuscire a far conoscere tutto quello che il nostro territorio offre. Molte cose sono ancora da scoprire, noi mettiamo al centro intanto le relazioni che si creano, perché al di là di quello che magari si fa in una visita aziendale, per noi non basta. Quello che noi vogliamo creare sono appunto le relazioni anche con proprietari dell'azienda che tramandano la loro storia per generazioni. Lo zafferano è una spezia che è molto versatile, la possiamo trovare dall'antipasto al dolce. In questo caso ce l'abbiamo nel dolce, fatto a base dello zafferano, l'olio allo zafferano, il pane quindi con l'olio, e una confettura fatta con i petali di zafferano, e quindi la potete gustare, e poi la tisana a base di zafferano, perché lo zafferano oltre che è una spezia sulla tavola è anche un vero e proprio elissir di lunga vita, perché è un antiossidante per eccellenza, il re degli antiossidanti, in quanto contiene delle sostanze che si chiamano carotenoidi che appunto aiutano a contrastare i radicali liberi. Quindi noi puntiamo tanto su questo turismo esperienziale e su questo rapporto di un turismo lento, di un rapporto con la natura. D'altra parte ci troviamo in una location importante, questa è la zona che noi chiamiamo delle liste di Noro, ma è un punto molto alto, ecco, una zona dove si può ammirare anche un paesaggio unico, perché c'è tutta la vallata della Valle di Camme, delle sorgenti dell'acqua. Siamo a ridosso di Santo Stefano di Quisquina e della Contrada Misita, ed è un punto anche strategico perché collega due santuari importanti, due cammini fondamentali che sono molto antichi: il cammino del santuario di San Calogero, che è a Santo Stefano di Quisquina, proprio in questa collinetta della Misita, che è anche un sito archeologico del periodo sicano, e la Valle di Camme, che è il fiume, diciamo, il Platani, che poi incrocia lungo la vallata l'altro santuario importante di Alessandria della Rocca, dove è apparsa la Madonna della Rocca, dove ci sono stati tanti miracoli. C'è una bolla papale ed c'è un ciclo pittorico, è un punto anche quello importante sia della fede popolare, ma anche delle grandi tradizioni di questo nostro territorio. Quindi diciamo che qua c'è un abbraccio verso il mare, perché il nostro poi Platani sfocia a Cattolica Eraclea, e quindi questo rapporto tra mondo sicano e mondo greco e mondo della Magna Grecia. Quindi è un percorso tutto da scoprire e da valorizzare.